Eder. Mech. Pallister. Le chiavi di Liliana non sono mai state trovate, la polizia è venuta tantissime volte a guardare dappertutto, non sono mai state trovate. Quando la polizia, dopo qualche tempo, penso forse un mese dopo, forse meno, è venuta qua per provare le chiavi, sono venuti qua, hanno suonato, anzi, comunque sono arrivati con queste chiavi e mi fanno: siamo venuti a provare le chiavi di Liliana. E io ho visto che erano legate col spago, ho detto: queste qua erano le chiavi di riserva che c'erano nel nostro posto dove tenevamo tutte le chiavi. All'esito dell'esame del contenuto della borsetta che la Resinovic Liliana portava a tracolla nel momento del ritrovamento del suo cadavere, venivano rinvenute, all'interno della stessa, 3 chiavi chiuse tra loro da un cordino annodato. Mi recavo presso l'indirizzo di residenza della Resinovic in via del Verrocchio numero 2, dove constatavo che una delle 3 chiavi apriva il portone dello stabile. Per motivi di opportunità, non veniva fatta la verifica delle altre 2 chiavi sulla serratura della porta di casa perché al momento al suo interno era probabilmente presente Sebastiano Visinitini in quanto, sotto il condominio, era parcheggiata l'autovettura con la quale è solito muoversi. Liliana non mi diceva come passava le sue giornate se non a grandi linee. Chiacchierando dopo un pranzo o una cena o comunque dopo che ci eravamo visti. Magari capitava che Sebastiano le dicesse: domani devo consegnare i coltelli o andare in qualche posto, e lei rispondeva: allora io potrei andare a trovare qualche amica o altre cose del genere. So che, a volte, restava anche fuori a pranzo con qualche amica e poi rientrava a casa nel pomeriggio verso le 15:30-16 o, a volte, anche più tardi. L'ho vista che lei usava 2 cellulari, uno diceva che le serviva per i social ed uno per le comunicazioni normali. So che i suoi telefoni erano sempre nel soggiorno, appoggiati su un piccolo mobiletto, la borsetta non ho mai visto dove la tenesse. Con i suoi familiari mi diceva che aveva un bellissimo rapporto con il fratello Sergio e con la nipote Veronica. Mi parlava della laurea di quest'ultima e cose del genere. Aveva un buon rapporto anche con la cugina Silvia Radin. Mi ha detto che aiutava economicamente il fratello, non so però in che termini, e questo infastidiva molto Sebastiano, ma non ne conosco il motivo. Dei parenti di Liliana ho conosciuto personalmente solo la cugina che abita in Slovenia, Silvia Radin, ma tanto tempo fa, credo sia stato all'inizio della nostra conoscenza. Al funerale di Liliana non mi ha neanche riconosciuto e non si ricordava di noi. Sebastiano non mi ha mai confidato nulla. Lui l'ultima volta l'ho visto il giorno di Santo Stefano quando è venuto a pranzo da noi. Qualche giorno prima di Natale è venuto a portare gli hard disk, chiedendo a mio marito di custodirli. In precedenza era anche venuto il giorno 16 dicembre, chiedendoci di tenere una macchina fotografica che poi sarebbe venuta a ritirare un nostro comune amico di nome Arturo. In quell'occasione ricordo che mi ha detto che avrebbe voluto portarci anche 20.000 euro da custodirgli in cassaforte, ma io gli avevo risposto di no. Ricordo anche che, qualche giorno dopo, ha portato dei peluche raffiguranti dei topolini alla figlia di Arturo. Il giorno in cui è venuto a portarci la macchina fotografica, bevendo un caffè, gli ho anche chiesto dove pensasse che fosse finita Lily e lui aveva risposto: ah, si è suicidata. Io gli avevo risposto d'impulso, quasi arrabbiata: no Lily no. A questa mia esternazione non aveva manifestato alcuna reazione, cosa, peraltro, che faceva sempre. Non so nulla della vita privata di Sebastiano anche perché la mia amicizia era con Lily e non con lui.
Lily aveva un atteggiamento di remissione e servilismo nei suoi confronti. A titolo di esempio posso dire che un giorno Sebastiano aveva un laccio della scarpa slacciato e ha richiamato l'attenzione di Lily, con un dito, indicando la scarpa. Lei si era chinata e, senza battere ciglio, gliela aveva allacciata. Io avevo detto a Lily perché mantenesse un comportamento così servente e lei mi aveva risposto che era meglio così perché questo qua, cioè Sebastiano, era pazzo. Come ho detto prima, il giorno che venne a portarci la macchina fotografica, Sebastiano mi aveva detto che avrebbe voluto portarci 20.000 euro da custodirgli. Mi ha anche chiesto, a volte, se avremmo avuto bisogno di soldi, lui ce li avrebbe prestati. Di lui so che arrotava coltelli. Chiedeva anche a noi se avevamo coltelli da affilare. Lui ci aveva detto che percepiva, a volte, anche 400 euro a settimana, ma variava a seconda del periodo. So che lui ha un figlio di nome Pier Giorgio ma che non ha buoni rapporti con lui e che criticava sempre. E è capitato che fossimo andati a cena, in compagnia, nel locale Dolina che Pier Giorgio gestiva. Sebastiano, dopo aver pagato il conto, aveva detto: "Guarda qua Pier Giorgio, io ho prestato 5.000 euro e lui mi fa pagare il conto." Lui si lamentava sempre dei parenti di lei perché lei aiutava economicamente il fratello Sergio, so che faceva loro visita, ogni tanto, insieme a Liliana ma solo per far contenta quest'ultima. Ricordo di aver anche conosciuto il figlio di Sebastiano quando siamo andati a mangiare nel suo locale. Poi non ricordo di averlo più visto. Gentili ascoltatori, buona giornata, buon inizio settimana a tutti. Oggi riparto dal caso appunto di Liliana Risinovic. Considerato che le indagini su Sebastiano e su Claudio non hanno portato a nulla e il caso rimane aperto, il sensitivo all'occhi si è fatto un'idea sua personale, tant'è vero che è tanto tempo che io non parlo più di questo caso, però non è che non parlare, non è vero che io non mi interesso e come. Io da tutto il lavoro che ho fatto voglio avanzare una ipotesi che è suffragata anche dal fatto che lo strumento mi ha segnato in senso positivo quando ho fatto questa domanda. Ma siamo sicuri che a uccidere Liliana sia stato un uomo? A me il pendolino mi segnala che a uccidere Liliana sia stata una donna. Perché? E il movente qual è? Il movente sono sicuramente i soldi. Io, il sensitivo all'occhi, scusate se dico sempre io, il sensitivo all'occhi ha visto che questa scenografia davanti, Liliana ha prestato dei soldi a una persona che lei conosceva e il giorno della scomparsa Liliana è andata a casa di questa persona perché a mio parere aveva un appuntamento per riprendere i soldi che la stessa le doveva dare, le doveva restituire. Magari questa donna le ha offerto un caffè e dentro il caffè c'era qualcosa. Tant'è vero, io credo che Liliana da questa casa sia entrata e non sia più uscita viva. Questo è il pensiero che
che ho avuto in questo ultimo periodo, ma anche perché io dai primi video che feci appunto inerenti questa storia, ho detto sempre che Liliana non è morta dove è stata ritrovata, ma è stata trasportata. Io credo che Liliana invece sia deceduta la mattina stessa, quando è andata a casa di questa sua amica, che questa sua amica gli doveva dare dei soldi, invece a mio parere l'ha avvelenata. Questo è quello che ho visto. Per me Liliana, è vero, sicuramente è vero anche che voleva farsi una vita con Claudio Sterpin, però questi soldi gli sarebbero serviti anche per farsi questa vita. Non credo, io non ho mai creduto nella colpevolezza di Sebastiano, però signori, io vedo il coinvolgimento di una figura femminile. Lei è andata a casa di questa persona viva e ne è uscita morta. Questo è tutto ciò che la mia indagine di natura esoterica mi ha suggerito inerente proprio il caso di Liliana Risinovic. Di nuovo amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo all'Occhio di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.